Con Alberto Fioravanti, vice sindaco di Taglio di Po, perché siamo davanti all'opera quasi finita dell'amica Giusy Guerriero. È ancora un'altra opera di street art. Taglio di Po, abbiamo già detto, è forse il paese che più ci ha creduto a questo tipo di arte, e quindi adesso vice sindaco ci spiega un pochino cosa succederà con questo ennesimo murales. Ma cosa succederà con questo ennesimo murales? Intanto che mettiamo un'altra macchia di colore, e non solo di colore, direi di contenuto, nei vari quartieri di Taglio di Po. Deltarte 2021, nono anno di collaborazione con Deltarte, e siamo tornati dopo l'anno di Covid in cui l'artista che è venuto l'anno scorso ha lavorato da solo. Siamo tornati quest'anno finalmente a lavorare di nuovo con le scuole, e quindi di proporre questo connubio artista di fama internazionale con i nostri ragazzi. E infatti qui alla mia destra c'è il murales che è stato fatto prima del termine delle scuole con i ragazzi della quinta elementare della Civistella, e adesso, per problemi chiaramente, sono artisti, quindi sono sempre in giro per il mondo. Adesso in questi giorni l'artista è tornato come d'accordi, e per fare la sua opera. La sua opera, che questa, come vedete, installata, fatta su una delle due facciate laterali della scuola elementare, della scuola primaria, e anche questa legata a un filone quello del delta e della natura. Il tema è stato deciso insieme alla scuola, nel senso che il GB Stella ci ha chiesto se potevamo dare un taglio legato al nostro territorio e ai nostri ambienti. Perché avevano fatto un lavoro seguendo i libri di Alberto Cristini, famoso pittore non solo polesano, e avevano fatto un lavoro su questo tema, per cui abbiamo coinvolto l'artista chiedendo di restare sul tema Delta del Po, ambiente, natura. Chiaramente la parte fatta con i bimbi doveva essere assolutamente di semplice anche costruzione, di facile aiuto da parte dei bimbi nel colorare. Ben altro tema invece è quello che in questo momento sta finendo, probabilmente domani finirà, l'artista, e questa è un'opera tutta sua, e chiaramente, voglio dire, lascia tutta una serie oltre ad avere una grande connotazione sul delta del Po, lascia una serie di messaggi anche molto importanti. Per quel che riguarda l'inaugurazione, chiaramente perfetto, noi ti ringraziamo, naturalmente allora chiediamo la cittadinanza onoraria del nostro, per impegni di Giusy territorio. Non è stato possibile, per cui all'inizio dell'anno scolastico siamo già d'accordo con la dirigente e con gli insegnanti che faremo una sorta di inaugurazione di entrambi, in modo da chiudere poi il cerchio di questo murales, di quest'opera d'arte sulla scuola. Tra l'altro, insomma, ricordo, riguarda anche l'asilo ex Monumenti Caduti, insomma. Ecco, lei ha parlato di connubio con Deltarte, 9 anni, diciamo che Taglio di Po è stato a capostipite di questi musei a cielo aperto, e tanti comuni vi hanno copiato, o sbaglio? Ma io sì, non sono, allora, non siamo gelosi, non siamo assolutamente gelosi, noi ci abbiamo creduto dall'inizio e siamo andati avanti, poi la cosa si è anche voluta e tutto, e non siamo gelosi. Credo che le cose belle sia corretto copiarle, le copiamo noi dagli altri, è giusto che gli altri copino da noi su altre situazioni. Pertanto mi auguro che possa prendere piede e arrivare a compimento quell'idea interessante e intelligente di Deltarte, che è quella di, tramite un'app o strumenti simili, dare a disposizione di un turista o di qualcuno che vuol venire nel territorio, che oltre a vedere le nostre bellezze ambientali e naturalistiche, potrebbe avere la possibilità di vedere le varie opere che ci sono sparse per il territorio. Ricordo che a solo Taglio di Po ci sono 6-7 opere d'arte piazzate nei vari posti del paese, quindi se moltiplichiamo per i comuni del Delta, ma al di là dei numeri anche la qualità degli artisti, perché non dimentichiamo, voglio dire, gli artisti importantissimi che si sono succeduti nei vari comuni in questi anni, è chiaro che è un patrimonio non da poco. Devo ringraziare assolutamente, primo i dipendenti comunali e anche i voucher, i lavoratori socialmente utili, che in questi giorni, in queste settimane, hanno ripreso un po' il muro, perché chiaramente il muro non era perfetto, perché si era un po' scrostato, abbiamo dato un po' di colore, insomma abbiamo fatto un po' di lavoretti preparatori, e questo è stato fatto nei tempi previsti. Ringrazio Melani e tutta Deltarte per il solito supporto gigantesco che danno a tutte queste iniziative, e chiaramente un grandissimo ringraziamento a Giusy per il grande lavoro che sta regalando a Taglio di Po.